Pronti? 1, 2, 3. È valido questa volta il segnale con Zigzag P velocissimo come nelle altre due partenze annullate e conquista così il comando nei confronti di Byron Di Poggio, mentre all'esterno rimane per il momento ultimo Princi che non riesce a trovare posizione in corda. Completamento dei primi 200 metri con Zigzag P che Numero guida. 16 Zilat Jet squalificato. Intanto la squalifica per Numero 12 Bujumbura Zilat Jet squalificato. e Bujumbura, quindi uno dei più attesi sicuramente Zilat Jet Numero squalificato. 8 Zuvezzi CCSM squalificato. Intanto anche Zuvezzi CCSM, continua la corsa di testa di Zigzag P, Byron Di Poggio in seconda posizione, poi Umberto Matto al largo e ultimo Princi fin dalle prime battute. Nessuno riesce per il momento a farsi luce perché Zigzag P tiene ritmo abbastanza sollecito, 46 i primi 600 metri di gara. Byron Di Poggio si riavvicina ora sulla retta delle scuderie quando sta per completarsi il primo giro. All'esterno è sempre ultimo Princi, poi via via tutti gli altri con all'esterno sembra di intravedere I Love You Darling. Intanto l'errore di ultimo Princi quando se ne va i chilometri in 1.16.9. Numero Cavalli 3 al secondo ultimo passaggio Princi davanti alle squalificato. tribune, sempre condotti da Zigzag P, Byron Di Poggio in seconda posizione, poi al largo I Love You Darling che è seguito nell'azione da Rainbow AS. Più indietro c'è anche Anteo Del Ronco, ma è piuttosto discosto ancora dai primi. Casale a 600 dalla conclusione con tentativo ora di I Love You Darling di portarsi all'attacco di Zigzag P a 500 dall'arrivo. I Love You Darling insiste su Zigzag P che replica per il momento. Tanto ha spostato all'esterno anche Umberto Matto e cerca di andare in sci alla femmina di Roberto Vecchione che attacca Zigzag P. Maurizio Cheli si difende, Byron Di Poggio all'attesa alla finestra, aspetterà l'open stretch, retta d'arrivo con l'attacco rinnovato di I Love You Darling che si avvantaggia infine su Zigzag P, scatta all'interno anche Byron Di Poggio, ma è I Love You Darling che viene a vincere, secondo posto all'interno per Byron Di Poggio che piega Zigzag P, mentre al quarto dovrebbe essere Umberto Matto, ma è da rivedere naturalmente l'arrivo per tutte le posizioni. Il successo per Roberto Vecchione, I Love You Darling, Holger Ehlert per la signora Sabine Jackson. Andiamo a rivedere il bel primo piano di I Love You Darling, il secondo posto per Byron Di Poggio che sfrutta l'andatura di Zigzag P che cala soltanto negli ultimi 100 metri di gara. Salva ancora bene il terzo posto, al quarto andiamo a rivedere Umberto Matto riesce a prevalere nei confronti di Beautiful Trio. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, naturalmente da ufficializzare. Comunque al primo posto il numero 14 di I Love You Darling, al secondo il numero 2 di Byron Di Poggio, al terzo il numero 5 Zigzag P, poi Umberto Matto numero 1 al quarto e al quinto il numero 4 Beautiful Trio. Tutto naturalmente da ufficializzare, ma 14 2-5-1-4, questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della corsa Tris Quartet Quintet dall'Arcoveggio. È tutto per questo pomeriggio di corse, vi ricordo l'appuntamento di giovedì 6 gennaio con il tradizionale Gran Premio della Vittoria.